Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta come sempre, il mercoledì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande, quindi iniziate ad approfittarne. 042216269798, avete visto il titolo, soldi da restituire, non è un pesce d'aprile per quanto riguarda le pensioni, la perequazione, quanto deciso, e lo ricorderete perché ne abbiamo parlato più volte, dalla legge di bilancio approvata a dicembre, e ricorderete che il Premier Conte, fu proprio lui, disse sì vabbè si tratta di qualche spicciolo, no? Quindi adesso sentiremo dai pensionati che cosa ne pensano. Quindi telefonate 042216269798, di questo e di altro parliamo. Saluto e ringrazio Gloria Germel del patronato Inca di Treviso, buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Anche Silvia Bresolin, direttrice dell'Inca di Treviso, buongiorno Silvia, ben trovata. Buongiorno. E Paolino Barbiero, segretario SPCGIL pensionati. Buongiorno. Lo diciamo subito, questo qui? Sì, come vuoi. C'è bisogna dirlo, La resistenza dei ferrovieri comunisti di Treviso, Angelo X, a cura di Camillo Pavan. Questo libro lo presentate venerdì 12 aprile 2019 alle ore 16. Sì, presso l'auditorium della CGIL. L'auditorium della CGIL in via Dandolo, a Treviso. La resistenza dei ferrovieri comunisti di Treviso. Cosa racconta? Angelo X è figlio di un ferroviere che ha fatto la resistenza a Treviso e in un appartamento che stavano ristrutturando a Milano hanno trovato tutto il materiale che c'è dentro al libro, come quel materiale che riguarda ciò che è successo, quello che hanno scritto, i manifesti, i volantini, sia andato a finire a Milano ancora non lo sappiamo, ma intanto abbiamo fatto il libro perché è un pezzo di memoria importante di come i ferrovieri trevisani si sono comportati per ostacolare i nazisti nell'approvvigionarsi durante la seconda guerra mondiale. Poi non racconto tutto qua, se no alla fine le persone non vengono. Tra l'altro, tra tutti i nomi che sono indicati abbiamo visto persone che ci sono ancora, le stiamo invitando proprio per rendere onore a chi ha contribuito alla liberazione dal nazifascismo e per riportare un pezzo di storia anche su carta, perché molto spesso tanti usano il computer ma poi si perde in mezzo alla rete. Questo invece è un libro che resta, lo metteremo in vendita alla modica cifra di 5 euro per chi partecipa, e saranno presenti anche le nostre strutture nazionali e ci sono anche delle cose di documenti inediti. Certo, molti nomi, Ugo Marchesi, vedo, il sindacato ferrovieri di Treviso, la relazione sul congresso tenuto a Bologna, il fatto che molti, qui scrive le prime cellule dei ferrovieri, il gruppo ferrovieri comunisti di Treviso nel 20 aveva acquistato profonde radici fra la massa dei ferrovieri, dovette cedere terreno dopo l'ascesa al potere del fascismo e il licenziamento dei migliori compagni provocato dal decreto Torre. Nonostante ciò qualche cellula continuò a vivere più o meno bene fino al 1927, poco dopo l'organizzazione si sfaldò in seguito al trasferimento di vari compagni, si è cercato anche ovviamente di scardinarla, ma poi sono stati protagonisti della resistenza a Treviso, i ferrovieri. Allora, ha visto il giornale di oggi, no? Immagino di sì. Sì, mi hanno chiamato ieri, quindi ho fatto le dichiarazioni e ho visto il giornale. Allora, è quello di cui parlavamo ovviamente nei mesi scorsi ormai, perché è frutto della legge di bilancio, il taglio alle pensioni, possiamo definirlo così, perché quei soldini in più che erano previsti sono già stati dati. Allora, qui la storia della perequazione è lunga, quindi ci vorrebbe una puntata di 3 ore, provo a semplificarla. E allora le dico subito, ha detto il Premier che sono pochi spiccioli però. Sì, il Premier è poco spiccioli, però se li tolga lui pochi spiccioli e non vada a togliere a chi ha versato i contributi, perché qui stiamo parlando di persone che hanno versato da 40 anni di contributi in su e quindi sono quelli che sostanzialmente la pensione se la meritano tutta, anzi con i loro contributi riusciamo a garantire anche le pensioni basse e le pensioni integrate al minimo, quindi non si può togliere pensione a chi ha tenuto in equilibrio il sistema da quando c'è il sistema previdenziale pubblico in Italia. Per semplificare il ragionamento è questo, fino al 2000 la rivalutazione delle pensioni era garantita al 100% fino a 3 volte il minimo, poi che all'epoca, quando poi è intervenuta la Fornero nel 2011, era di 1.422 euro, 3 volte il minimo, quindi fino a là venivano tutte aumentate al 100%. Quelle eccedenti
venivano aumentate o il 90 o il 75%, però sulla parte sopra 3 volte il minimo, ok? Quindi sulla parte quella che andava a 2.000, 2.500, che sono poi quelle 67.000 persone che in provincia di Treviso, nel pubblico e nel privato, hanno messo insieme oltre 40 anni di contributi. Questa cosa qui è stata interrotta con Monti. Noi abbiamo fatto molti incontri con i governi che si sono succeduti per ripristinare il tutto. Con il governo Letta, quel poco che è rimasto, l'accordo importante che si era fatto è che il ripristino di questa norma doveva valere dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo abbiamo fatto i ricorsi contro la Fornero, ci hanno dato degli arretrati e delle piccole rivalutazioni. Ci aspettavamo da un governo che voleva abrogare la Fornero che ci desse anche questa parte che è stata tolta. Invece non solo oltre il danno alla beffa, cioè non solo non ha restituito quello che ci è stato tolto, cosa che hanno promesso loro, ma hanno aggiunto un'ulteriore riduzione. Noi lunedì faremo brevemente questa storia sotto la loggia dei 300 alle 10:30 a Treviso. Abbiamo invitato tutte queste persone che all'epoca prendevano più di 1.422 euro lordi per dimostrare quanto hanno perso. Adesso dico solo 2 cifre: ci sono persone che hanno perso attorno ai 74 euro al mese, che diventeranno 77-80 alla fine di questi 3 anni. Però sono quelli che hanno il 5.000 euro lordi? No, sono quelli che hanno 2.000 euro lordi e che hanno 1.600 netti, ok? Quindi questa cosa qua è semplicemente vergognosa. Allora, noi abbiamo preparato anche un po' di scena, che è un pesce d'aprile. I 75 euro negli anni allora, no? No, negli anni c'è chi ha perso 7-8 mila euro. Poi 7-8 mila euro perso nel sommarsi degli anni danno una riduzione sul mese di 70, 80, 100 a seconda del livello di pensioni. Perse vita naturale durante. A questa perdita l'avaro di Molière ci ha aggiunto ulteriori soldi. Questo è il punto. Cioè, allora, il blocco delle rivalutazioni, come avete capito, ha prodotto per qualcuno un danno, un ammanco di 7-8 mila euro. Adesso sentiamo la telefonata. Ho un sacco di tabelle, però venite lunedì. No, venerdì. Sì, venerdì. No, che venerdì? Lunedì. Ah no, lunedì. Ah sì, giusto, è lunedì. Beh, insomma, Andrea, ci fai... Mi cambia anche il 1° aprile, no? Eccolo là. Eccolo qua, lunedì e 1° aprile, sì. Dalle 10 alle 12:30. Questi sono 3 cubi attaccati, quindi non si vedono gli altri 9 lati. Negli altri 9 lati ci saranno gli esempi. Cioè lei vede un cubo in questa cosa qui, questa immagine qui? Così no, perché sono dietro. Ecco perché questo è uno dei lati del cubo. Questo è uno dei lati del cubo. Ecco, no, quindi dietro di questi ci sono altri 9 lati. Sui 9 lati noi faremo il toto pensioni, quindi dimostreremo che non è stata abrogata la Fornero, almeno un po' di verità. Allora, telefonata. Uno può essere d'accordo o meno, ma la verità bisogna farla. Pronto, buongiorno. Vediamo chi c'è al telefono. Buongiorno. Buongiorno, prego. Cioè, da me volevo chiedergli al signor Barbiero o quelli che sono lì, io ho mia moglie che ha 71 anni compiuti e ha 9 anni di contributi. Con quelle nuove norme ha diritto alla pensione o no? Vediamo se va. Quei 9 anni, quando li ha versati? Cioè... li ha versati negli anni 80, 70, 70-80. Aspetti che consultiamo subito l'oracolo. L'oracolo, Silvia? No, la risposta qui è semplice, purtroppo è un no, la signora non ha diritto a una pensione perché chiaramente prima del 92 avrei dovuto avere almeno 15 anni di contributi per aver diritto a una pensione. Okay? La signora ne ha solo 7, quindi la risposta purtroppo è un no. Potrei aver dato una risposta diversa se la signora avesse cominciato a lavorare dopo il 96 e quindi si subentra il calcolo contributivo che ha regole diverse, quindi con almeno 5 anni lì potrebbe ottenere una pensione. La signora ha 71 anni, mi ha detto che ha cominciato a lavorare negli anni 70-80, non avendo i 15 anni purtroppo non avrà diritto a una pensione. Sì. Sono persi? Sì. Quei 9 anni sono persi? Esatto, 9 anni sì. Purtroppo sì. È sempre una fregatura, insomma. C'erano dei limiti, delle regole, bisognava fare qualche anno in più, purtroppo. Sì, ma però un extracomunitario che ha 5 anni di contributi viene data la pensione lo stesso. Non è la stessa cosa. Qualsiasi persona che ha iniziato dopo il 96 potrebbe avere una
pensione a 70-71 anni, versando almeno 5 anni, ma una pensione è calcolata con i 5 anni, che vuol dire 50 euro, 10 euro, 100 euro, dipende dal valore di questi contributi semplicemente. E gli extracomunitari, prima del 96 ce n'erano pochi qua, quindi delle volte si usano delle... Gli altri stati che hanno lavorato all'estero gli mandano i soldi, se anche fatto 5-6 anni gli mandano i soldi dei contributi versati. L'Italia li perde. Allora, potrebbe essere la stessa cosa può fare anche l'Italia, purché una persona abbia... Ammettiamo che una persona francese abbia lavorato qui in Italia 5 anni, ritorna nel suo paese, avrà diritto alla pensione in Francia, comunque nel suo paese. Un diritto a pensione nel proprio Stato, e l'Italia pagherà questi 5 anni di contributi che ha versato qui alla persona residente in Francia. Quindi le convenzioni internazionali ci sono, sia in andata che in ritorno. Per una persona che ha lavorato solo in Italia e non ha lavorato in nessun altro paese, quindi non ha raggiunto il minimo inItalia, purtroppo non ha diritto a nulla. Il minimo che Silvia, ve lo ricordiamo, era 15 anni entro il 92, dopo il 92-20 con delle particolarità. Grazie, niente, purtroppo non c'è nulla da fare. Grazie, buona giornata. Ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo a parlare di pensioni. Allora, torniamo in diretta. Pensioni, soldi da restituire, non è un pesce d'aprile, quindi lunedì prossimo, dicevamo a partire dalle 10 sotto la loggia del Cavaliere a Treviso ci sta questo momento. Possiamo dire qualcosa di più, una sorpresa? Sì, no, è una sorpresa. È una sorpresa, quindi non possiamo dire nient'altro? No, non possiamo dire altro, vengono là e vedono. E vedono. Anche perché poi da lunedì mattina, quando andranno a prendere la pensione, si troveranno con soldi in meno. Perché se ne accorgono lunedì? Se ne accorgono lunedì, cominceranno a chiamare. Allora già hanno cominciato a chiamare a febbraio, perché a febbraio c'è l'addizionale IRPEF e c'è il conguaglio fiscale. L'INPS non manda più a casa nessuna comunicazione perché lo Stato gliel'ha imposto per risparmiare i soldi di comunicazione. Cioè quindi questo pensionato diceva 67.000 trevigiani, solo 67.000 trevigiani, secondo noi sono pochissimi che sanno che avranno questa decurtazione. Tra l'altro, in modo anche furbesco, questo lo possiamo dire, perché sono dai 5 ai 15 euro 20 in più che verranno sottratti, però verranno sottratti per ricalcolare la pensione corretta in base alla legge che hanno fatto. Siccome questi soldi li hanno percepiti in più a gennaio, febbraio e marzo, da quello che sappiamo noi questi soldi qua, quei 5, 10, 15 euro moltiplicato 3, verranno conguagliati a giugno. Guarda caso giugno è dopo le elezioni europee. Io non so se per star male ci si azzecca, ma se è così vuol dire che questa cosa qui ha proprio, è stata concepita dentro una logica. Ora, il che, siccome fanno queste cose e si criticavano quando le facevano le altri, mi pare che alla fine insomma il ministero sia sempre quello. Fanno lo stesso. Se andiamo su quota 100 poi anche qua scopriremo. Adesso ci arriviamo, aspetti. Telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io ho lo stesso quesito che ha fatto il signore prima di sua moglie, che ha 9 anni di contributi e non ha avuto nessun, e non gli danno niente. La signora ha detto che uno che ha lavorato qua in Italia, che dopo ritorna in Francia, lì gli danno la pensione. E io che sono italiana, che ho lavorato anni senza chiedere mai niente, purtroppo non ho potuto pagare altri contributi, non mi danno niente. Una mia amica che ha lavorato 18 mesi, in Germania, gli arriva qua 30 euro ogni 3 mesi, 38 euro ogni 3 mesi, che ha lavorato in Germania e li rimanda qua. E noi italiani siamo sempre perché devono fare... Cioè, signora, posso chiederle solo un dettaglio, aspetti, poi interviene Silvia Bersoni, ovviamente che ne sa, ma questa sua amica ha maturato gli anni di contribuzione tali per avere comunque una pensione in Italia? No, perché lei ha lavorato... non lo so questo, io so solo che deve arrivare 38 euro ogni 3 mesi dalla Germania. Un'altra signora che ha lavorato in Svizzera, lei aveva bisogno di soldi, gli hanno ritornato tutti i soldi che aveva versato, e allora io, come EDA, voglio i miei soldi che ho versato, non che vadano in solidarietà, perché io ho bisogno di solidarietà, perché mio marito che è ammalato, dobbiamo pagare tantissimi soldi e non ci chiedono mica quanto spendiamo, perché lui prende 1.500 euro
Io non ho diritto alla pensione perché lui è una pensione da signore, da navabbo, capisce? Prende 1.500 euro, ma non mi chiedono mica quanti soldi io spendo per le medicine e per gli occhi, perché dobbiamo pagarli tutti. Mio marito deve pagare un mucchio di soldi per pomate e robe, garze, che deve pagarsele, che avrebbe il diritto di averle, no? È andato a chiedere, non gliele danno. Perciò spendiamo un mucchio di soldi per garze, per pomate, per creme, per Guardi, dicevamo proprio durante la pubblicità che questo problema dei contributi versati non maturati fino al punto da garantire una pensione è uno degli eterni dilemmi, no? Dicevamo anche, però c'è una differenza con altri. Ma il sindacato non fa niente. Lunedì Cadate, che ha detto che va il 1° aprile, no? Ha detto la frase magica. Di questo problema. Ce le ricordo, signora, che queste leggi le hanno fatte i governi che si sono succeduti, non il sindacato. Noi abbiamo fatto tutta una serie di iniziative. Sì, ma tanto il sindacato non potete? Tanto è vero che nel sistema contributivo, per quelli assunti dopo il 1992, la norma dei 5 anni, che è la norma che c'è in tutti gli altri paesi europei, vale anche per l'Italia. Purtroppo capisco che questa non è la risposta che la soddisfa, perché per chi invece... No, proprio per niente. Lo so, però come si dice, allora, noi non abbiamo la possibilità di risolvere i problemi del mondo, perché se non saressimo qui saressimo da un'altra parte. Proviamo a fare le nostre forme di pressione e di protesta. Suo marito per esempio ha una pensione di 1.500 euro, noi lunedì protestiamo perché chi ha detto di abrogare la Fornero, e non siamo stati noi, ma sono stati quelli che sono al governo adesso e continuano a dirlo tutti i giorni, dovrebbero restituire 74 euro al mese di quello che è stato sottratto dalla Monti e Fornero, e oltre a restituirgli quei 74 euro al mese dovrebbero non toglierli quei 5 che verranno tolti ad aprile. Da adesso in poi. E noi su questo facciamo le manifestazioni, andiamo in piazza e venite con noi. Io ho 76 anni, avrei diritto della pensione sociale a questo punto? No, perché la pensione sociale ce l'ha se suo marito non supera un certo reddito. Lo so, quella non me la danno, ma non mi chiedono mica quanto spendo di soldi certo, per le medicine. Signora, questo è chiaro purtroppo, questo è chiarissimo. Intanto un abbraccio, grazie signora, buona giornata. Non so Silvia, Gloria, se volete aggiungere qualcosa. I regimi previdenziali purtroppo, no purtroppo, per fortuna non sono tutti uguali, chiaramente l'Italia ha il suo e ogni paese estero ha il suo, quindi quello che dicevo io prima quando facevo l'esempio che se una persona viene a lavorare in Italia e poi ritorna nel suo paese, l'Italia paga solo la sua quota, quindi almeno un anno di contributi, almeno 5 anni di contributi, quelli che ci sono vengono pagati. Sì, parliamo con i paesi convenzionati chiaramente. Poi la Germania ha i suoi regolamenti, la Svizzera pure, ed è vero che la Svizzera un tempo restituiva i soldi dei contributi versati. Oggi non lo fa più, ma non lo fa più già da 15 anni circa, mi pare. Quindi... Posso farvi una domanda complicata che mi viene in mente? Allora, a questo punto, prima del 92 dovevo avere 15 anni di contributi, giusto? Sì, prima del 92. Ipotizziamo un caso X. Io ne lavoro 10 in Italia, poi mi sposto, ne faccio altri 10 in Germania. A quel punto ritorno in Italia, ho maturato la pensione, quindi facendo 10 che non sarebbero sufficienti in Italia, ma più 10 in Germania? Sì, confermo. Sì. Sì, perché dopo il 1992 bastano 5. No, ma io dicevo pre-92. Se c'è un requisito, siccome c'è una convenzione internazionale, in Italia mi servono o 15 o 20 anni di contributi in base a ma al periodo temporale. Sa che io ne ho lavorati altri 10, no? Esatto, glielo devo dire, sa che l'Italia mi pagherà la mia pensione a cui ho diritto in pro quota. E la Germania con le proprie regole. Che è l'esempio secondo me che stavo facendo la signora, perché probabilmente la sua amica aveva maturato anche in Italia, o a meno che non prenda solo quelli della Germania, perché in Italia non aveva lavorato a sufficienza. Ecco, questo era una delle ipotesi, no Gloria? Sì, poteva anche essere una delle ipotesi, però allora prende solo quella, ma probabilmente la Germania prevede... Ma anche la Germania non credo in Australia che hanno lavorato 5-6 anni a Treviso prima di andare in Australia, quando hanno raggiunto l'età pensionabile in Australia hanno preso la parte di pensione australiana più la parte di pensione che hanno maturato, ma comunque hanno lavorato di più di 5 anni messo insieme. Questo succede con paesi che hai una convenzione. Se c'è paese tipo quelli africani che non hanno nessuna convenzione, versano i contributi qui, se non maturano 20 anni non hanno nessuna pensione. Prima della pubblicità, così poi introduciamo altri argomenti, continuiamo a rispondere alle domande. Vi faccio vedere il tablet, è apertura da qualche ora.
dei quotidiani online, la stima di Confindustria: l'Italia è ferma, la fiducia è crollata. Confindustria azzera le stime del PIL, ma un lavoratore su 4 è difficile da trovare. L'Associazione degli Industriali: dalle elezioni di marzo a oggi la fiducia è crollata, crescita rivista al ribasso, investimenti in calo e sulla via della seta attenzione con la Cina, evitare la rottura con gli Stati Uniti. Allora, pochi istanti e poi torniamo in diretta e parliamo di pensioni, vi aspettiamo. Ovviamente non possiamo, torniamo in diretta, non citare anche quota 100, visto che ancora sui quotidiani di oggi Barbero si sottolinea come piace soprattutto ai docenti. Abbiamo parlato del comparto sanità, abbiamo parlato delle difficoltà della sanità, l'idea adesso condivisa col ministro Grillo di assumere a tempo determinato i medici in pensione, no? Questi che vanno in pensione con quota 100 devono mettersi d'accordo, perché hanno scritto che non possono fare lavoro dipendente. No, ma per l'assenza cronica dei medici. Ma devono cambiare la legge. Non solo quelli che andranno in pensione con quota 100, allora, che adesso tornano. Quelli che vanno in pensione con quota 100, che sono più giovani, li mando via, ok? Gli altri che sono andati in pensione più vecchi li riprendo di nuovo. A me pare una... Anche non c'è una soluzione, perché d'altronde le soluzioni sono bloccate da anni e non c'è una nascita tale di medici, di laurea, no, e di specializzazione. No, è che c'è un problema sulle università che hanno fatto il numero chiuso, che non c'è stata una capacità di programmare e ancora non lo stanno facendo. Allora, prima della quota 100 c'è un'altra telefonata, la sentiamo. Dopodiché un medico a 62 anni con 38 di contributi, dove magari ha messo dentro anche la laurea, alla fine in tutto ha lavorato 30 anni e dentro a quest'ottica ha l'opportunità di andare in pensione. Bene, all'opportunità di andare in pensione, se scegli è giusto che ci vada, perché... Però è meglio, cioè 62 anni che bisognava pensarla un po' meglio. Bisognava pensarla un po' meglio. Sentiamo, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy, dottora Varino. Giusy, ben trovata. Allora, mi dà la possibilità di un minuto? Va bene. Allora, ho guardato su internet che stiamo pagando ancora gli oneri di sistema della benzina. Le posso elencare? Le accise? Le accise. Allora, certo. Allora, 2004, rinnovo del contratto degli autoferrovieri. 1996, finanziamento della missione militare in Libano, cioè 83. Ricostruzione dopo il terremoto di Irpinia 1980. Ricostruzione dopo terremoto Friuli 1976. Ricostruzione dopo terremoto del Belice 1968, ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze del 96. Sì, ma sono tantissime. Giusy, questo sì, va bene. Adesso... Sì, ma io vorrei sapere dove vanno queste accise che stiamo pagando da anni. Questo volevo chiedere. Bisogna chiedere a chi ha promesso di toglierle di farlo, però quando lo abbiamo fatto, adesso Giusy, onestà, lui ha ribadito, insomma, era il ministro Salvini, ha detto ma noi era parte del programma di centrodestra, non c'è un governo di centrodestra, c'è un contratto nel contratto. Allora chi ha la possibilità di parlare col dottor Salvini può anche fare memoria, insomma, questo volevo chiedere. Guardi, sa quando è successo? Quando eravamo in diretta per la sua visita di domenica, subito dopo l'alluvione di ottobre-novembre 2018, era all'aeroporto di Belluno e gli chiesero questa cosa. Il dottor Salvini era a Treviso? Dottora Varino, vorrei sapere quando fate andare in onda il replay di domenica sera di Treviso di Salvini, se potete. Ah no, non c'è signora, noi abbiamo fatto i servizi del telegiornale ma non la ripresenteremo. Ma non c'è una replica magari della serata? No, non c'è una registrazione intera, no. Abbiamo fatto i servizi del telegiornale e come sa con il direttore Baccialli l'intervista a Zaia. Ti ringrazio. Giusy, grazie, un abbraccio a lei. Certo, insomma, le accise, ma insomma quello è tutt'altro tema. Sì, ma il problema è, nonostante si paghino le accise, sul quale noi non siamo d'accordo, bisogna ricordarci tutti che il debito pubblico continua ad aumentare, per cui se tu togli le accise devi decidere come compensare quella misura. Siccome chi fa la promessa deve avere anche la responsabilità poi di mantenerla, la promessa di togliere le accise in manica di camice con tanto di tabellina l'ha fatta chi sta al governo adesso. Allora
anche qua viene facile dire cosa fa il sindacato. Io dico, ma scusa, se siamo proprio incazzati, perché non potevamo andare tutti assieme fuori del tendone dove c'era la Lega e chiedere conto a Salvini di questa cosa qua? Perché sennò alla fine la responsabilità è sempre di qualcun altro e così non va, bisogna che tutti si assumino una responsabilità dentro la comunità. Noi per quanto ci riguarda la perequazione abbiamo fatto iniziative unitarie, faremo quella di lunedì, abbiamo presentato una proposta al governo che costa poco e può dare un minimo di senso a chi ha pagato il risanamento di questo paese, cioè questi 67.000 pensionati di Treviso e 400.000 nel Veneto, e gli abbiamo detto una cosa molto semplice: siccome vita naturale durante queste persone hanno messo chi 100, chi 110, chi 120 a seconda della propria pensione, vuoi in futuro, quando ci sono gli aumenti, calcolarli anche mettendo dentro la base di riferimento questi soldi che ha perso, perché se no perderanno ogni volta che c'è la rivalutazione di anno in anno. Ci sembra una risposta di buon senso, costa poco, ma neanche qui stanno dando un minimo di risposta. Quello qua se lo allora, ricorda? Anche qui, alla fine, siccome il governo ha il veto in poppa, vuol dire che agli italiani va bene quello che stanno facendo. Allora, tra l'altro abbiamo scoperto, si dice Belice, non Belice, come abbiamo sempre detto in tutti questi anni. Allora, senta, quindi quota 100. Allora, quota 100, anche qui, intanto diciamo subito che non è l'abrogazione della Fornero. Delle 1000 e passa domande che l'Inps di Treviso ha raccolto, più del 60% sono domande di persone che provengono dal pubblico impiego. Quindi non sono disoccupati, sono persone di lavoro che hanno l'opportunità di andare in pensione prima. Va bene. Noi invece avevamo una norma, che era l'Ape Social, che è stata prorogata solo per un anno, per la quale invece avevamo chiesto una proroga e che se fosse resa strutturale, dove si poteva andare in pensione con 63 anni di età e 30 di contributi, e questo favorisce molto, addirittura volevamo abbassare i 30 di contributi, perché favorisce molto quelle persone che sono a casa, hanno 63 anni e sono senza lavoro e senza pensione, perché poi per andare in pensione devono aspettare i 67 anni, che tra l'altro, non avendo bloccato l'attesa di vita neanche questo governo, diventeranno 67 anni e 5 mesi, 68, 69, fino a 70. Questi erano gli interventi che si dovevano fare. Hanno voluto fare quota 100. Ricordo a tutti che è una misura che vale 3 anni, quindi non è strutturale, e durerà 3 anni se le risorse ci sono per pagare queste. Poi paradossalmente, siccome scoprono che vanno via medici, professori, si trovano scoperti, dall'altra parte dicono a quelli che sono in pensione di andare a lavorare, notizia di questa mattina del governatore Zaia sui giornali. C'è qualcosa che non funziona. Quindi se ascoltavano e facevano l'incontro con il sindacato prima, alcune indicazioni le davamo. Guarda caso, hanno fatto lo stesso errore, forse lo hanno fatto coscientemente, della Fornero quando ha scelto di punto in bianco come tagliare. Tanto è vero che poi siamo intervenuti con la Fornero, dopo la Fornero, con 9 clausole di salvaguardia. Però cioè lì c'era un'urgenza nella tenuta dei conti dello Stato, poi sentiamo la telefonata. Qui mancano i medici da tanto tempo. Qui l'urgenza di mandare la gente in pensione prima non c'era, ok? C'era l'urgenza di proteggere chi rimaneva senza lavoro e senza pensione nei dintorni dei 60 anni e non era in grado di mettere insieme 42-43 anni di contributi, che sono quelli che lavorano nell'edilizia, che sono quelli che lavorano e hanno un lavoro precario, sono le donne che prevalentemente, siccome devono garantire anche la famiglia e curare i figli, delle volte rinunciano anche a pezzi di lavoro e quindi hanno difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. Poi c'è la cosa scandalosa, che il governo ha messo in piedi un meccanismo dove ha detto all'Inps: liquidate tutte le pensioni di quota 100 perché dobbiamo far vedere quante persone vanno, così gli italiani sono contenti. E hanno messo in coda quindi tutte le altre pratiche di pensioni normali, di domande di disoccupazione, e io su questo devo pubblicamente ringraziare i dipendenti dell'Inps e chi gestisce l'Inps, perché si stanno facendo un mazzo così, ma non può la politica strumentalizzare queste cose. Però e questa è un'altra denuncia che facciamo. Lei dice hanno una via prioritaria quelli che hanno chiesto quota 100 rispetto a chi ha chiesto la pensione. Ma non è che sto dicendo, sto scoprendo l'acqua calda, è risaputo che è così. Solo che delle volte si ha anche paura, per non togliere i cappelli a chi sta al governo, di non dire certe cose. Cosa fanno? Mi arrestano? Cioè è così. Allora noi dobbiamo solo ringraziare i dipendenti. Sento molta gente che attacca l'Inps, io dico che l'Inps va ringraziato, vanno ringraziati i dipendenti dell'Inps, perché noi siamo soci di maggioranza dell'Inps, siamo quelli che lavorando versano i contributi e garantiscono tutto il sistema, e quindi dobbiamo avere rispetto di questo. Telefonata, pronto? È il governo che strumentalizza le cose a fini e a scopi elettorali. Pronto, buona giornata. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io vorrei vedere arrabbiato il sindacalista
per quanto sto per dire, e cioè come mai voi sindacalisti, sindacati e quant'altro non avete mai portato alla ribalta la monetizzazione del mestiere della casalinga? Come mai? Cioè pagare le casalinghe. Signora, mi dispiace che lei non lo sappia. Mi dispiace che lei non lo sappia, ma ci sono libri di richieste del sindacato fatti a tutti i governi di centrodestra, di centrosinistra, rossi, bianchi e verdi. Un'altra cosa, poi chiudo. L'altro giorno c'era il presidente cinese a Palermo e hanno fatto vedere la cattedrale di Palermo, il cui interno non era altro che la basilica di San Marco a Venezia. E mi sono detta: come mai qui in Veneto c'è sempre qualcuno che ci ruba fotografie e quant'altro? Hanno parlato della cattedrale di Palermo e c'erano pari gli interni della Basilica di San Marco, che sono stupefacenti. Perché non c'erano i giornalisti di quella televisione a Palermo? Allora sì, non credo, diciamo Mi che... sono chiesta, come mai c'è sempre questa ruberia di qualcosa del Veneto che va di qua, di là, le pale di eccetera. Signora, secondo me mi permetto di dire, signora, è vero che le bollette del gas e della luce diminuiranno dal 1° aprile? Sì, è vero, signora, mi permetto però di fare un'osservazione, non è come mai hanno rubato, è come mai hanno falsificato l'immagine, questo è il punto, non perché hanno rubato, non hanno rubato niente, hanno falsificato le immagini, quindi questo vuol dire come la comunicazione delle volte disorienta l'opinione pubblica. Basta poco, chissà quanti avranno falsificato. Cioè, invece di mettere la Basilica di Palermo hanno messo quella di San Marco. La signora se n'è accorta. Quant'è che si sono accorti di questo? Io non devo dirvi che non avevo neanche vista sta cosa. Insomma, queste sono le immagini della cattedrale di Palermo, dell'interno. Pensavo che avessero già messo all'opera i cinesi per copiare. No, però sono due epoche diverse, due cose totalmente differenti, la Sicilia con la Basilica di San Marco. C'era un'altra cosa, sì, l'energia, e questo è anche un dato importante, l'energia cala 7,9, 8,99, adesso vi dico anche la percentuale corretta, ma insomma la cerchiamo nelle bollette, insomma, no? nelle ricostruzioni dei giornali di queste ore, nei dati. Allora, anticipiamo la pubblicità pochi istanti, così poi abbiamo insieme tutto l'ultimo blocco. Qual era la prima osservazione di Nadia? L'ha detto, cioè che voi comunque per le casalinghe avete richiesto negli anni, no Gloria? Sì. Stiamo ancora chiedendo, noi tra l'altro stiamo anche chiedendo che, e su questo faremo un'iniziativa il 9 di aprile, una manifestazione il 1° di giugno a Roma, il governo faccia finalmente un fondo per la non autosufficienza e dentro a questo fondo ci siano dei soldi per riconoscere il lavoro di cura, cioè che prevalentemente il lavoro di cura lo fanno le donne, quando uno rinuncia a lavorare, sta a casa per accudire la mamma, il nonno, tutto quello che ci va dietro, quel periodo abbia comunque una copertura in termini contributivi ai fini della pensione. Quindi non è che non le facciamo le richieste, il punto vero è che le richieste hanno una risposta se c'è qualcuno che ci mette i contenuti e i soldi. In tutti questi anni noi le richieste le abbiamo fatte, se vuole le mando tutti i volantini, poi i governi che si sono susseguiti hanno sempre preferito fare altro. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi Gloria e Silvia su altre tematiche sempre per le pensioni. Allora, meno 8,5% la bolletta elettrica, meno 9,9% quella del gas, dal 1° mi pare, no? Dal 1° aprile. Tra l'altro non so se avete visto o vi è capitato, molti invece ne hanno approfittato negli ultimi giorni per alcune telefonate truffa, insomma anche ai cellulari, e in cui questa voce diceva che le bollette sarebbero aumentate, quindi si doveva cambiare operatore, insomma a me è capitato, ho sentito anche più di qualcun altro. Pochi istanti, pubblicità, tra poco. Gloria, cosa dici? Ore 13, torniamo in diretta, l'ultima parte sulle pensioni sempre, abbiamo raccontato della perequazione, la restituzione dei soldi, adesso come annunciato la legge di bilancio, torniamo su quota 100, cosa vi chiedono, quali sono le problematiche, le opportunità? Silvia? Sì, io torno un attimo su quota 100 intanto per spiegare che cos'è, come funziona, perché la domanda che ci fanno ancora è quota 100, ok, almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi, quindi 62 e 38 arriviamo a 100. Però se io ho 63 anni e 37 anni di contributi arrivo a quota 100? No.
Non vale, cioè non è la stessa occasione. Se io ho 61 anni e ho 39 anni di contributi, arrivo a quota 100, no, faccio 100 ma non è quota 100, quindi quota 100 bisogna ricordarsi che è legata all'età anagrafica almeno 62 anni e al numero dei contributi almeno 38 anni. Okay? Questa è la domanda principale che spesso confonde chi viene lì e pensa di aver fatto la somma matematica e dire io vado in quota 100. Detto questo, riprendo quello che diceva prima Paolino, confermando appunto che l'INPS sta lavorando molto su queste quota 100. Noi a Treviso abbiamo presentato circa 400 domande, l'INPS ci ha già interpellato chiedendoci la conferma, anche solo verbale o via mail, dei lavoratori dipendenti che appunto hanno intenzione e cesseranno l'attività lavorativa il 31 marzo per andare in pensione dal 1° di aprile o l'intenzione di chiudere l'attività a chi sta facendo il lavoro autonomo e sta già provvedendo a liquidare le pensioni, cioè a metterle in pagamento, a emettere il provvedimento che conferma il diritto a pensione e il pagamento dal 1° di aprile, cosa che non è mai successa. Perché? Perché in genere l'INPS attende di ricevere i flussi EMENS, cioè le comunicazioni delle aziende sulla cessazione del rapporto di lavoro e di solito dopo 30-60 giorni... Di solito ci mettono 3 mesi a arrivare le prime... No? Diciamo 3 mesi massimo, anche meno qualche volta. Invece qui arriva subito. E qui sembra qual che è il arrivi rischio? Subito. Il rischio è che magari la persona effettivamente non cessi di lavorare. Cioè che sia ancora al lavoro e già prende la pensione. Lavoro, certo. Esatto, che poi si creeranno dei debiti, che la persona che ha un lavoro autonomo non abbia effettivamente chiuso la partita IVA, certo. chiuso l'attività, quindi questo è un rischio. L'altra cosa che noi patronato preoccupa un po' è che noi abbiamo circa 250 domande di pensioni, di supplementi, di pensioni supplementari lì ferme, già presentate nel 2018 e ad oggi non sono ancora state prese in mano, quindi perché mai far aspettare questi che hanno presentato la domanda, che hanno già cessato l'attività lavorativa? Caspita, quindi avete sentito un po' quello che ci hanno raccontato un po' oggi? Di preoccupazione si sta velocizzando quota 100 a un binario più spinto rispetto agli altri, per di più arriva subito col rischio che non si siano fatte le verifiche e che magari quella persona che ha chiesto quota 100 sta ancora lavorando e non ha la finestra, lo posso chiamare la finestra, no? Di attesa di solito per le verifiche. Allora, prima di Gloria ancora una telefonata, poi sentiamo Gloria. Pronto? Pronto, buongiorno e buongiorno, tanti complimenti anche alla trasmissione. Grazie. Sono una vedova. Vorrei chiedere 2 cose al dottor Paolino Barbiero. Pensioni, soldi da restituire, quali saranno? Perché io ho aperto adesso e ho cercato di mettermi in contatto. E poi volevo chiedere per le vedove che col 60% di reversibilità pagano tasse, luce e gas al 100%. Vorrei gentilmente queste 2 risposte, non per me ma per tante altre persone. Certo signora. Queste pensioni, soldi da restituire. L'abbiamo detto all'inizio, comunque adesso lo ripetiamo in un flash. In pensione non ho mai, anzi adesso abbiamo sentito che ci tolgono qualcosa. Vorrei queste 3 risposte se è possibile. Allora, grazie, un abbraccio, l'abbiamo detto, l'abbiamo discusso molto, lo ripetiamo in un flash, non so se vuoi Gloria vuoi dirlo tu, però è interessante dire, in effetti se abbiamo la pensione di rivalutazione, abbiamo solo quelle di reversibilità del marito o solo quella, perché devo pagare il 100% delle bollette? Quello è un tema, dovrei pagare la stessa quota, insomma. Una discussione così, certo. Anche tra chi lavora c'è chi prende 1.000 euro e c'è chi prende 3.000 e le bollette sono in base al consumo, quindi cioè, tutte le discussioni si possono fare ma non so dove ci portano. Sì, poi ricordo anche che l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che ha la reversibilità. Gloria, vuoi ricordare tu il blocco? Il blocco riguarda le pensioni lorde superiori ai 1.500 euro, se non vado errata. 1.513. 1.513 che sono le 3 volte il trattamento minimo. Che dal 1° gennaio finalmente avevano preso qualche soldino in più, adesso questo soldino in più lo devono restituire invece. Sì. Bisogna capire la signora, avendo una reversibilità, da dove paga
parte come importo lordo, chiaramente, non tolgono a tutti tout court, ovviamente verificano il lordo. Perché anche sulla reversibilità si abbatte questo provvedimento. Quello però, è superiore, bisogna vedere che sia sopra una pensione del marito di 4.000 euro, esatto. fa il 60% di 4.000 euro è superiore ai 1.500, quindi avrà questa roba qua. Se invece una pensione di reversibilità sotto i 1.500, lei continuerà ad avere gli aumenti come stabilito dalla norma al 100%. Gloria, ricordiamo anche l'app social, poi c'è un'altra telefonata. Cosa sì, volevamo ricordare, l'avevamo detto anche prima, che fino al 31 dicembre di quest'anno si può anche ancora presentare la domanda di app social con i requisiti richiesti, quindi 63 anni e 30 anni di contributi a determinate condizioni, quindi o essere disoccupati e aver finito la disoccupazione da almeno 3 mesi, o assistere una persona con un handicap grave, oppure avere un'invalidità civile a partire dal 74%, mentre per chi svolge lavori gravosi avere almeno 36 anni di contribuzione. Gli anni si riducono per le donne in presenza di uno o più figli. Quindi la domanda di certificazione, prima deve essere richiesta appunto la certificazione per avere il diritto, la domanda di certificazione deve essere presentata. Qui voglio la certificazione, di là via tutto. Subito sì. La quota 100. Ha delle scadenze, deve essere presentata entro il 31 marzo, entro il 31 marzo, entro il 15 luglio, il secondo blocco e comunque tutte le domande devono essere presentate entro il 30 di novembre. E queste date che hai detto prima è per la certificazione, per la certificazione app social, ricevuta la certificazione il lavoratore o telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? C'è più nessuno? Andrea? Pronto? Ecco qua, signora, buongiorno, prego, velocissima, sì, che siamo in chiusura. Allora, io volevo solo specificare e capire l'app social. L'app social quest'anno è stato fatto, ma non più, perché hanno detto, è stato riconfermato, no? Perché prima era confermato per 2 anni, adesso l'avete confermato solo per 1. Addirittura io leggo che sono stati aumentati anche 5 mesi, oltre i 63 anni. Sempre sull'app social. Inoltre io ho letto che se si assiste un disabile non è più che ci vogliono almeno 5 anni, però siamo passati che basta 5 mesi. Perciò cosa stiamo facendo? Cioè? No? Dopo 5 mesi che ti assisti un disabile non hai diritto. Aspetti signora. Io non capisco. Aspetti che rispondiamo, se no chiudiamo. Silvia, Gloria? Gloria? Allora sì, vado a memoria. Comunque sì signora, io sto parlando. Non è uguale l'app social di prima, è stato cambiato. Questo io voglio dire, chiaritelo bene. E se noi vogliamo l'app social precedente di 2 anni... No, aspetti signora, abbiamo capito, stia lì. Scusi. Solo per 2019. Sì signora, aspetti, perché se no non rispondiamo. Aspetti, prego, Gloria. Sì, allora dicevo che ha determinate condizioni che bisogna verificare in base alla normativa riguardante l'app social, signora. Adesso nel decreto legge è stata riconfermata la possibilità di presentare la domanda di certificazione entro il 31 dicembre del 19. Sì, dopodiché i requisiti... Sì, prima avete fatto 2017 e 2018, avevate preso 2 anni insieme. Adesso avete detto... ma no, noi non abbiamo detto niente, se posso permettermi, magari potessi... L'ha fatto il governo. È stato anche aumentato di 5 mesi, perché adesso ci vogliono 63 anni e 5 mesi. No signora, io a parte che stiamo parlando di un decreto legge che non è ancora stato convertito, e su questo voglio dire bisogna aspettare la conversione in legge del decreto. Dopodiché per l'assistenza ai familiari disabili devo assisterli o conviverci da almeno 6 mesi, non erano 5 anni, devo avere 6 mesi, c'era anche prima e c'è anche adesso. Ma c'era anche prima signora, aspetti, se no non capiamo più niente. Forse stiamo facendo un po' di c'era confusione. anche prima, allora signora, siccome adesso stiamo chiudendo, c'era anche prima, stessa quota, poi dice ancora Gloria. 5 anni, erano 5 anni. Erano 5 anni. Erano 5 anni, adesso 5 sono anni. 5-6 mesi.
scusi, una persona che ha una persona che è La prima nata con una ipotesi? malattia congenita, se la vita... Ma che prima ipotesi? Signore, chiarissimo, che prima ipotesi dice? No, si parlavano almeno 5 anni di avere un figlio con handicap o un parente con handicap per almeno 5 anni, ma questo prima del 2017. Quindi è un'idea... già la normativa. Vabbè, comunque signora, adesso dobbiamo chiudere. Il discorso è, bisogna attendere tra l'altro la piena conversione del decreto che è passato a una Camera, ora è in discussione a quell'altra, e dopodiché su quota 100 reddito di cittadinanza capiremo anche di più, perché per esempio anche su reddito di cittadinanza, voce smentita, si dice che si debbano restituire i soldi nel momento in cui si sono percepiti, invece insomma sono cose che sono state smentite, ma bisogna aspettare la piena approvazione da parte di tutte e due le Camere del decreto che contiene questi due interventi. Entro questa settimana, perché non è la seconda. Allora, grazie per essere stati con noi, a voi che ci avete seguito da casa, ci rivediamo a partire dalle 18:30 con i telegiornali e poi 20:10 questa sera. Grazie.